Siamo qui presso il ristorante Ballotta, luogo storico della cucina veneta, della cucina dei Colli Euganei, presente nel territorio sin dal 1605, per presenziare alla premiazione delle eccellenze della cucina veneta Wine and Food 2023. Il Parco Colli Euganei è noto, come tutti sapete, per le proprie bellezze naturalistiche e paesaggistiche. E numerose sono le testimonianze storico-artistico-culturali, però un punto di forza del nostro territorio sono anche i nostri prodotti. I nostri prodotti enogastronomici che sono sapientemente trasformati dai maestri del territorio in squisite pietanze e squisiti prodotti culinari che possiamo assaporare nei numerosi ristoranti, trattorie, agriturismi e cantine. I prodotti che giungono dalla nostra terra sono dei prodotti molto semplici, che hanno uno stretto legame con il nostro territorio, con la cultura contadina dei Colli Euganei. Vanno dall'orto ai prodotti dell'aia, ai prodotti del bosco, le ciliegie, l'uva, le castagne e anche alle moltissime erbette che si trovano nei nostri boschi, che danno quel pizzico di caratteristica e di peculiarità della nostra cucina. Una cucina che punta sempre più alla sostenibilità. Proprio in questo momento in cui il Parco regionale dei Colli Euganei è candidato a ottenere il riconoscimento quale riserva della biosfera secondo il progetto MAB-UNESCO, la sostenibilità è sempre più una parola chiave. Una sostenibilità non solo vista come progetto di crescita per un modello in cui uomo e natura siano in perfetto equilibrio, ma che riguarda anche la cucina, alla ricerca, alla sperimentazione e alla divulgazione di metodi culinari che sono pienamente rispettosi dell'ambiente che ci circonda. In questa occasione abbiamo avuto l'onore di ricevere questo importante riconoscimento, quindi l'ente Parco regionale dei Colli Euganei è a tutti gli effetti una eccellenza del Veneto. Ringrazio veramente il Festival della Cucina Italiana per questo importante riconoscimento e continueremo ad operare per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio in tutta Italia e spero anche in tutto il mondo.